Buongiorno a tutti, bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo gli enti che hanno concesso il patrocinio e tutti i numerosi partner che sostengono a vario titolo questa iniziativa. Anche oggi siamo in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo sul profilo social Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo anche il pubblico che sta seguendo da tutta Italia, vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali, vi ringraziamo per il supporto che ci state dando. Salutiamo le classi che sono qui con noi questa mattina. Ci sono gli studenti della quinta B del Liceo Flaminio a indirizzo Scienze Umane e la classe terza A della scuola secondaria Lorenzo da Ponte. Il titolo di questa terza edizione di Educhiamoci è Ci vuole coraggio. Il coraggio è un elemento che riteniamo fondamentale in ogni relazione educativa, che rimanda sicuramente alla possibilità di superare le nostre paure, ma anche di usare il cuore in ciò che facciamo, sia come genitori che come come educatori o come professionisti della cura a vari livelli. Vi ricordiamo che tutto il programma della manifestazione si trova sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it e come al solito, prima di presentarvi l'incontro di oggi, lascio la parola all'assessora Antonella Caldart del Comune di Vittorio Veneto per un saluto istituzionale. Grazie Martina, buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti sia a chi ci segue a distanza sia a chi è presente oggi in sala. Siamo appunto alla seconda giornata della terza edizione di Educhiamoci, un festival che l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha fortemente voluto, pensando proprio alla necessità di crescere insieme. Noi abbiamo pensato ad un'educazione non nel senso di educere, cioè di tirar fuori, ma piuttosto ad un senso di cum-ducere, cioè di camminare insieme. Questo è lo spirito con cui ci approcciamo a queste giornate, durante le quali abbiamo e avremo la presenza di numerose personalità non solo del mondo dell'educazione, ma un po' di tutto il mondo sociale e il mondo scientifico, il meglio direi che noi abbiamo nel nostro paese, come succederà e lo vedrete presto anche oggi. E quindi ringrazio ovviamente tutti coloro che a vario titolo stanno sostenendo questo festival, e non dimentico mai Banca Prealpi San Biagio, che è il nostro main sponsor, ma ringrazio veramente con il cuore, giusto per ricollegarmi al titolo di oggi, coraggio, ha dentro la parola cuore, che è la base dell'educazione. Ringrazio con il cuore tutti coloro che sono presenti in sala e quindi in modo particolare gli studenti di alcune scuole della nostra città. Non dimentichiamo mai che abbiamo anche voluto presenziare, cioè realizzare questo festival all'interno di una delle nostre scuole, proprio per dare questo collegamento continuo, concreto, tra l'educazione dei ragazzi e l'educazione degli adulti, perché per una vera comunità educante bisogna che le molte componenti, camminino, come dicevo prima, insieme. Quindi buona giornata a tutti voi e grazie per la vostra presenza. Grazie mille all'assessora Antonella Caldart, ringraziamo anche la quarta A del Liceo Classico Flaminio che ci ha raggiunto nel frattempo e che quindi rimarrà con noi questa mattina. Allora, l'incontro di oggi si intitola Attraverso la sofferenza verso la speranza e sarà condotto dal dottor Roberto Dall'Amico, qui presente in sala con noi, che ringraziamo per la sua presenza e la sua disponibilità. Allora, ci sono lavori che più di altri richiedono di avere coraggio, sicuramente quello del medico è uno di questi. È un lavoro che ci mette di fronte al dolore, richiede una grande responsabilità e richiede di essere un faro nei momenti più bui della vita delle persone e delle famiglie.
Roberto Dall'Amico è direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, specialista in pediatria e nefrologia pediatrica, e questa mattina appunto affronteremo con lui questo tema del coraggio e anche di come ci si pone, insomma, di fronte al dolore degli altri per poterli aiutare a stare meglio anche in questo modo. Prima di passargli la parola e di porre delle domande, vi ricordiamo che potete anche voi da casa porre delle domande commentando la diretta sui profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione. Dottor Dall'Amico, cominciamo. Allora, innanzitutto una sua presentazione, chi è, di che cosa si occupa e cosa vede nel suo reparto in modo particolare. Ma insomma, io lavoro nell'ospedale di Pordenone. Pordenone è una città abbastanza grande, una città che fa da riferimento ad un'azienda sanitaria da 300.000 persone a 320.000. Io lavoro, sono il responsabile della pediatria del Dipartimento Materno-Infantile. E nella nostra pediatria negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad un grande cambiamento di quelli che sono i nostri pazienti, no? Nell'immaginario delle persone la pediatria corrisponde a tanti bambini dell'età dell'asilo, comunque tanti bambini piccoli che accedono all'ospedale perché hanno la febbre, perché hanno la gastroenterite, perché hanno malattie molto banali. In 10 anni è veramente cambiato il mondo, noi non vediamo quasi più questi bambini, cioè questi sono bambini che si vedono nei paesi in via di sviluppo, magari poi Martina ne possiamo anche parlare, ma questi sono bambini che noi vediamo sempre di meno, e vediamo sempre di meno perché le vaccinazioni hanno cambiato la storia di molte di queste malattie, vediamo molte meno infezioni respiratorie, molto meno gastroenteriti, perché adesso i bambini sono vaccinati anche per il rotavirus. Cos'è che vediamo? Vediamo sempre più bambini che hanno malattie croniche, bambini che un tempo non avevano la possibilità di vivere, bambini che in questo momento, grazie ad una diagnosi molto precoce, in questo momento abbiamo la possibilità di screenare, cioè vuol dire identificare molto precocemente attraverso poche gocce di sangue che noi inviamo a questi grossi laboratori in grado di identificare più di 50 malattie metaboliche, riusciamo ad identificare questi bambini e quindi ad intervenire precocemente. Vuol dire che se anche non esiste una cura specifica per questi bambini, comunque ci si può far carico della loro malattia, ed è come sempre noi diciamo che le malattie sono rare ma sono tante, per cui questo è un gruppo di bambini molto ampio, molto diversi l'uno dall'altro, e che richiedono veramente una grande attenzione da parte nostra e da parte anche delle famiglie. Ovviamente curare questi bambini significa avere a disposizione dei reparti che non sono più quelli di una volta, hanno bisogno di reparti dove i medici devono avere veramente delle competenze, si dice multidisciplinari, cioè devono saper affrontare nello stesso posto molti aspetti di quella malattia. E questa è una parte delle malattie che noi vediamo. Poi abbiamo avuto veramente un'esplosione di adolescenti che accedono ai nostri reparti per due patologie sostanzialmente. Una è la patologia neuropsichiatrica in senso lato, no? Vediamo tanti ragazzi che un tempo noi non vedevamo. E guardate che questi sono ragazzi veramente difficili da seguire per noi che di professione facciamo i medici, facciamo gli internisti, i pediatri. Nelle nostre scuole di specializzazione viene dedicato veramente molto poco tempo a quella che è la patologia neuropsichiatrica, e in questo momento quello che ci viene chiesto è di affrontare questi
questi problemi e veramente ci vuole molto coraggio nell'affrontare la sofferenza che vediamo in questi pazienti. E poi esiste una patologia così molto specialistica, anche questo molto difficile da affrontare, che è il disturbo del comportamento alimentare. Voi magari non ci crederete, però in una pediatria come la nostra, che è una pediatria di medie dimensioni, quindi noi non siamo la pediatria di Padova, siamo una pediatria provinciale. Negli ultimi 3 anni noi abbiamo mediamente ricoverati, vuol dire presenti all'interno della nostra pediatria, dalle 6 alle 12 ragazze, sono prevalentemente ragazze, affette da disturbi del comportamento alimentare. Ed è un numero incredibile. Questo numero è aumentato in maniera molto importante durante la pandemia da Covid-19, ma già da prima si vedeva dove si andava a parare, ecco, perché questo trend in aumento era molto importante. E poi quello a cui assistiamo è a un calo importante nel numero dei nati, noi vediamo sempre meno bambini. La nostra è una regione, come del resto tutte le regioni d'Italia, dove bambini un tempo ne nascevano. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo assistito ad una perdita del più del 20% dei nati. Noi a Pordenone abbiamo perso il 15% dei nati. Pensate alla provincia di Udine, che è una provincia molto grande, ha perso più del 30% dei nati, la provincia di Gorizia, Trieste, anche qui il 15%. Ed è interessante notare anche questo, che all'interno di regioni così piccole comunque ci sono delle differenze molto, molto importanti. Per esempio nei punti nascita nella zona pedemontana, vuol dire San Daniele, vuol dire Tolmezzo, la perdita di nati è stata del 42%, cioè numeri pazzeschi, che ti danno l'idea anche di quello che sta succedendo da un punto di vista sociale, no? Cioè che i giovani, cioè quelli che alla fine i figli li mettono al mondo, tendono a spostarsi dalle montagne per andare in zone dove è più semplice vivere, dove è più facile trovare lavoro. Ecco, quindi il nostro mondo è molto cambiato in questi anni, forse con un aumento della sofferenza legato proprio ad un aumento della cronicità e a un aumento proprio delle patologie neuropsichiatriche. Poi i pazienti che noi vediamo e che seguiamo comunque sempre con i centri di terzo livello, vuol dire centri come Padova, sono i pazienti con patologie oncologiche, sono pazienti dove dove la famiglia passa attraverso una fase di grande angoscia iniziale, dove si è veramente in una fase in cui ci si sente impotenti nei confronti della malattia. Poi quello che noi vediamo è che subentra quella, chiamiamola una fase di paura, no? Cioè l'angoscia è quella condizione che non ti consente poi di reagire, di aiutare né te stesso né aiutare gli altri, no? Però a distanza di poco tempo subentra la paura, che è quel sentimento che ti consente, o quella condizione che ti consente poi di fare le cose, no? Cioè se io ho paura di una cosa, so mettere in atto quelle che sono le strategie poi per tirarmi fuori dai guai. Io vado in barca, se vedo o so che viene il cattivo tempo, riduco le vele, insomma questo è un esempio banale, ma vale per tutte le cose della vita, no? E tutti i genitori, vediamo, sono in grado, di fronte ad una sofferenza veramente importante come la patologia oncologica di un bambino, mettere in atto poi tutti quei meccanismi che consentono poi alla famiglia di sopravvivere all'interno comunque di un sistema che ti consente di reggere. Ecco. Noi parliamo sempre male del nostro sistema sanitario, parliamo sempre male dei nostri
ospedali, ma guardate che quello che noi riusciamo ad offrire è veramente tanto per questi bambini, ed esiste poi, al di là di quello che facciamo noi come sistema sanitario, una tenuta sociale molto forte. Esistono associazioni come l'AIL o altre associazioni che ci aiutano, in grado anche di sostenere non solo da un punto di vista spirituale queste famiglie, ma anche da un punto di vista economico, perché la sofferenza viene veramente da tante parti, no? E l'aspetto economico sicuramente aggrava quella che è la sofferenza legata alla malattia. Grazie. E rispetto a quello che ci raccontava, questi aspetti di fragilità che lei vede nei giovani, forse un po' rappresentati, no, dai disturbi del comportamento alimentare e dai disturbi neuropsichiatrici, pensi che ci sia da parte degli adulti qualcosa che non è stato ancora ben compreso, comunque una responsabilità da parte del mondo adulto che forse varrebbe la pena di sottolineare per cercare di prevenire effettivamente tutto questo malessere, questa fragilità? Oddio, cioè questa, sì. La risposta è abbastanza semplice, no? Io ho messo dentro qualche diapositiva più che altro ormai non c'ho più memoria, per cui ho bisogno di qualche aggancio, no? Allora, vi rispondo attraverso la storia di questo bambino, no? Voi vedete un nome, vedete un pallone, no? Allora, questa è la storia di un ragazzino vero, un ragazzino di 13 anni, che nella sua vita voleva fare un'unica cosa, voleva fare il calciatore, e quando usciva da scuola non era proprio uno di quegli studenti insomma, molto bravi, quelli che erano il filo da torcere, gli insegnanti, no? E anche i genitori, però insomma lui come calciatore era veramente un asso, anche perché tutto il tempo libero lui lo passava a tirare il calcio al pallone, se non tirava calci nello stadio, tirava calci dietro a casa, no? Perché insomma sono quei ragazzini che poi nelle squadre come il Vittorio Veneto vengono identificati da quelli che sono, come si chiamano, I vertici, gli osservatori, e uno di questi osservatori lo porta a fare un provino in una squadra di serie, insomma nelle giovanili, una squadra di serie A. Questo ragazzino fa anche bene, perché lui insomma palleggia figo, sto ragazzino palleggia bene, insomma è un centrocampista nato, e lui era anche contento di quello che era riuscito a fare, aveva dato veramente il meglio. Lui se ne esce dal campo e sente quello che si chiama il mister, no? Delle giovanili, che fa ciao, sarei anche bravo, però con quella panza lì dove è giusto che vada, no? Ecco, questo è un commento terribile per un ragazzino che ha delle aspettative enormi, no? Cioè che ha investito molto in quello che sta facendo. Allora, io vi metto 4 possibilità. Secondo voi questo Luca com'è che ha reagito? Ha smesso di giocare a calcio e ha detto, vabbè, insomma, sono un po' grassottello, forse il mio fisico non mi consente di giocare a calcio, però insomma ci sono anche tanti calciatori tipo Maradona, tipo Messi, che insomma erano piccolini, cioè non è che avevano proprio il fisico da calciatore moderno, che ce l'hanno anche fatta e hanno vinto il pallone d'oro, no? Uno dice, ma sì, va a quel paese, vado a fare il provino in un'altra squadra, chissà che mi prendano. Uno dice, boh, lo prendo come un suggerimento, mi alleno di più e mi alimento meglio, oppure posso anche sfociare in quello che vedete sotto verso una delusione troppo grande e smettere di mangiare, no? Secondo voi il nostro Luca cos'è che ha combinato? Sì, ovvio che insomma, era l'ultima, altrimenti non ci sarebbero state altre diapositive, no?
Luca cos'è che fa? Luca smette di mangiare. Guardate che i maschi quando sviluppano un disturbo del comportamento alimentare è un disturbo che è generalmente più grave di quello che vediamo nel genere femminile. E lui cos'è che fa? Se la prende con il suo corpo che è la causa del suo insuccesso e quindi decide di affamarla, no? E lui sviluppa un disturbo del comportamento alimentare di tipo restrittivo, perde peso, abbiamo dovuto ricoverarlo ed è stato veramente uno dei ricoveri più lunghi e difficili che noi abbiamo incrociato. Vi mostro un'altra diapositiva per dirvi quanto poi è frequente questa cosa, no? Che non so se avete seguito quello che è successo con gli allenamenti delle squadre di ginnastica artistica in Italia, dove gli allenatori sono finiti tutti sotto inchiesta. No? Questa è una storia simile, no? Questa Christy Henrik è una storia abbastanza nota e famosa. No? Questa era una ginnasta che era veramente talentuosa e doveva andare alle Olimpiadi di Barcellona, no? Ad un meeting internazionale all'89, quando aveva 17 anni, l'allenatore le dice: guarda che tu sei troppo grassa, devi dimagrire. Per lei il peso diventare un'ossessione. Lei aveva un fisico da ginnasta, quindi non pesava molto, pesava 42 kg, ma per uno che fa questo tipo di attività sportiva, che in genere non molto alta, questo è un peso ragionevole, no? Noi stiamo parlando di atleti, non stiamo parlando di persone che non fanno un'attività agonistica. Lei riuscirà ad arrivare a 27 kg e morirà 8 giorni dopo il 22esimo compleanno. No? Questo per dire che di queste malattie purtroppo si muore. Allora, per tornare a quella che era la domanda, no? Ma il mondo degli adulti ha una sua responsabilità in quello che noi vediamo nelle patologie e conseguentemente nella sofferenza che noi vediamo in chi ha la vostra età? E la risposta è sì, gli allenatori hanno le loro colpe, soprattutto se il comportamento degli allenatori è quello lì. Voi direte, ma insomma è una cosa che capita ogni tanto, ma è capitato alla nazionale di ginnastica artistica italiana in questi anni, quindi questa è storia recente. Non so se vi è mai capitato di vedere i genitori mentre assistono alle performance sportive dei figli, cioè sono cose che non si possono vedere. Cioè io per un periodo andavo, quando ero un po' più giovane, a fare il medico di una squadra di ciclismo, no? Cioè si va bene correndo. Cioè, c'è i genitori che le bestemmie che uscivano dal pubblico in presenza di bambini di 6, 7, 8 anni, c'erano delle cose che non si potevano veramente né vedere né sopportare, no? Cioè, per cui quello che noi vediamo spesso è dei genitori, passatemi il termine, piuttosto sfigati, che proiettano sui figli quello che non sono stati. E guardate che corriamo il rischio di farlo bonariamente anche noi, no? E vi faccio un esempio. Io giocavo a tennis benino, però insomma non come avrei voluto, per cui ho proiettato questo mio insuccesso sportivo, mettiamolo così, il benino, volevo che fosse bene mio figlio, no? E il grande poi a Portogruaro è andato nelle giovanili poi del Portogruaro, lui giocava anche bene a tennis, però e lui si allenava 3 volte a settimana, quindi sono allenamenti pesanti. Poi un giorno mi fa: papà, sai che io lo faccio per te, no? E questa è veramente una pugnalata, non perché tuo figlio non è bravo a giocare a tennis, ma perché alla fine tu hai fatto una cosa che non dovevi proprio fare, no? Proiettare su tuo figlio quello che tu non sei stato. Aperta la parentesi, poi mio figlio anche, insomma, ha continuato e quando era alle superiori all'università è entrato nelle squadre del liceo e dell'università e hanno vinto anche i campionati, insomma, cui qualcosina ha anche fatto, però queste cose veramente bisogna evitare di farle, no? Poi
spettatori, lasciamo stare quello che succede all'interno degli spogliatoi, perché noi parliamo di adulti, ma le offese che gli spettatori lanciano nei confronti degli atleti sono delle cose veramente che non si possono sopportare, no? Quindi la risposta è sì, è la domanda che come adulti ci possiamo fare. Io sono il primo che ha detto che insomma ha fatto delle cose che non doveva fare. Come possiamo pretendere che bambini e adolescenti rispettino gli altri quando sono gli adulti ad essere dei pessimi esempi, no? Insomma, noi come adulti dobbiamo sempre porci questa domanda prima di dire le nuove generazioni non sono come eravamo noi. Diciamo spesso infatti che insegniamo più attraverso l'esempio che attraverso le parole che possiamo dire sia come genitori ma anche come educatori. Però naturalmente anche le parole hanno il loro peso, quindi è sempre bene fare attenzione a quelle che si usano, soprattutto in questi casi. Un'altra domanda che ci piaceva porti, come a livello personale ti modifica lo stare di fronte al dolore e alla sofferenza dei bambini e delle famiglie? Ma questa è la domanda che spesso viene fatta a chi fa il nostro mestiere, no? Soprattutto a chi fa il pediatra, no? Quello che si pensa è che fare il pediatra sia più difficile che fare il medico dell'adulto, proprio perché interagisci con i bambini e la sofferenza del bambino in qualche modo impatta molto di più emotivamente su chi fa il medico, chi fa il pediatra o chi si occupa anche di altri aspetti dell'assistenza agli infermieri, agli educatori. La risposta è questa, che alla fine non c'è una risposta, nel senso che se scegli di fare il medico è perché senti di poterlo fare, no? E un po' alla volta alla sofferenza ci si abitua, altrimenti non si riesce a fare questo mestiere. Abituarsi forse è una brutta parola, ma è così, è anche una forma di difesa. Quello che posso dirti è questo, che di fronte ad un bambino che sta male, il genitore pretende che tu sappia il mestiere, che tu sia lucido nel momento in cui lo fai, riesci anche a derogare, se vuoi, sui cattivi comportamenti, no? Può anche derogare, cosa che io dico non si può più derogare, insomma, chi fa il medico deve essere anche molto empatico nel momento in cui si trova davanti non solo al bambino ma anche alla famiglia. Ma quello che mi sento di dire è questo, cioè che al di là della lucidità che ti viene nel momento in cui devi assistere un bambino, c'è anche questa componente emotiva che è sempre presente, no? Cioè non è che il medico è lì, fa le cose che ha imparato a fare in modo automatico, no? Cioè, ma esiste più la malattia importante, più esiste una parte emotiva che è positiva, no? Cioè che non è di intralcio nel fare il tuo mestiere, ma ti consente di farlo nel modo giusto. Poi esistono altre condizioni in cui il nostro cervello in qualche modo si difende nei confronti di quello che vedi, altrimenti non riesci a farlo. Non mi va di dirlo, però lo dico lo stesso perché è pertinente. Allora, a me è capitato poi mi sembra che tu volevi farmi anche domande su questo, di passare parecchio tempo nei paesi in via di sviluppo, insomma, prevalentemente Haiti. E mi è capitato di essere lì nel 2010, quando in occasione del terremoto con un'equipe di Pordenone noi siamo riusciti ad arrivare nel giro di poco più di 24 ore.
Io ho lavorato in un ospedale che, insomma, che ho anche contribuito a progettare da un punto di vista così organizzativo, perché in quel periodo, per motivi diversi, io sono stato anche responsabile dell'ospedale durante il terremoto. E quello che succede è questo, che tu non riesci più a pensare a casa. Io mi sono reso conto che la sofferenza che vedevo, i problemi organizzativi importanti che avevamo erano talmente forti, cioè che io se pensavo, ma io ho una casa, cioè io ho dei figli, ho una moglie, cioè ho qualcosa a casa che mi aspetta, e la risposta è no, perché in quel momento le energie che hai ti consentono di fare solo quello. E questo ed è incredibile come il nostro cervello riesca in qualche modo a consentirti di fare al meglio quel lavoro lì, evitandoti poi di pensare a tante cose che possono poi interferire con quella che è la tua attività, no? Tu sei concentrato lì e fai quel lavoro lì, poi nel momento in cui arriva il momento di rientrare, tu ritorni quello di prima con quel bagaglio di esperienze, sofferenza, speranze che hai visto nei bambini, no? E se vuoi ti mostro anche, tanto andiamo un po' qua, un po' in là, insomma, ecco, questo è uno dei miei bambini preferiti, no? E quando lo vedo, cioè io mi emoziono sempre perché questo bambino, io l'ho avuto tra le braccia, questo bambino. E voi cos'è che vedete, no? Vedete una grande sofferenza qua. E questo è un bambino che è arrivato in ospedale dopo 2 settimane dal terremoto, no? Con un'amputazione delle 2 braccia, poi vedete la mimica, come ti guarda questo bambino, cioè non ha una mimica facciale normale, no? Cioè questo è un bambino che sta male con questi occhi che ti penetrano, ecco, questo è un bambino che ha il tetano, no? Il tetano è una malattia che noi non vediamo più perché siamo vaccinati, però il tetano ce l'avete anche a Vittorio Veneto, e se uno non si vaccina veramente corre il rischio di averlo. Ed è una malattia terribile perché esiste il tetano è causato da una tossina che in pratica blocca tutte le trasmissioni neuromuscolari. Questi sono bambini che sono molto rigidi, voi li prendete in braccio e sembrano dei pezzi di legno con delle fascicolazioni, perché sentite i muscoli che ogni tanto si tirano. Vuol dire che provate a pensare cosa vuol dire stare 24 ore con i muscoli sempre in tensione, cioè questo è un dolore terribile. Quello che bisogna fare è sedare, no? Questi bambini e quindi fargli una specie di anestesia che deve andare avanti per tempi lunghi, perché il tetano prima di passare ci mette anche un mese. Ecco, questa è una sofferenza, se volete, di tipo fisico, no? Cioè questa è una sofferenza, esistono vari tipi di sofferenza. La sofferenza causata dal dolore che questo bambino provava da giorni quando è arrivato in ospedale. È una cosa terribile pensare a quello che ha provato questo bambino nei giorni che ha passato al di fuori dall'ospedale. Ovviamente il bambino non ha questa grande percezione così piccola dell'amputazione degli arti, però la percezione dell'amputazione degli arti ce l'hanno bambini come questo, no? Provate a guardare la faccia di quel bambino lì, no? Questo è un bambino che di fronte ad una sofferenza così grande, cosa che fa? Un bambino che dice comunque, oh guarda che io sono qua e ce la faccio, cioè non è che io mi perdo d'animo, no? E guardate quest'altro bambino, no? Anche lui ti guarda così un po', anche lui non è un bambino perso, guardate anche lo sguardo della mamma, no?
Lo sguardo della mamma dice due cose, ti dice bambino mio ti voglio tanto bene, no? Però è anche lo sguardo di una mamma che è presente, che non si è adagiata di fronte ad un bambino che ha perso una gamba. E guardate questi bambini, i bambini haitiani sono tutti così, cioè di fronte ad una sofferenza terribile che deriva dalla perdita di un arto, sono comunque capaci di rimettersi in piedi e comunque di essere lì, guardarti e di essere veramente grati per quello che tu stai facendo. E questa è veramente stata una grande lezione per tutti noi che eravamo lì, no? Perché la sofferenza si può affrontare anche in questo modo, no? Rimettendosi in piedi, sapendo che comunque c'è anche una vita dopo, no? Che non è solo speranza, ma è anche una certezza che io ce la posso comunque fare, ecco. Grazie anche per averci portato questa esperienza di Haiti di cui ti avremo chiesto fra poco. Altre due domande, poi lascio spazio alle domande dei ragazzi se ce ne sono. Hai mai avuto paura? No. Dove, ad Haiti o in generale? In generale. Ma insomma, se uno, cioè, penso che, certo che... Non è facile, no, mettersi comunque in queste situazioni e magari ci sono momenti che più di altri ci coinvolgono anche da questo punto di vista. Io sono un po' uno scavezzacollo, no? Da piccolo sì, sono che ha sempre amato mettersi nei pericoli, per cui insomma non si può dire la paura non è il mio mestiere, no? Perché nessuno di noi è James Bond, però diciamo che cerco di nasconderla bene. di nasconderla bene, ecco. Anche perché i genitori che arrivano insomma al tuo reparto cercano probabilmente in voi medici anche una speranza, no? E quindi la fiducia di potersi proprio affidare. Ma in genere, sì, i genitori lo capiscono quando tu comunichi con loro se tu hai paura o meno, no? Cioè se tu sei tranquillo e quindi quella cosa la sai, no? Mi fai pensare nel periodo in cui lavoravo a Padova, all'inizio della mia carriera professionale lavoravo in pediatria a Padova e mi occupavo di nefrologia pediatrica, no? Occuparsi di nefrologia pediatrica vuol dire occuparsi anche di bambini in dialisi, bambini che dovevano affrontare il trapianto e quando dovevamo mettere in lista per un trapianto un bambino, cioè bisognava spiegare ai genitori cosa voleva dire il trapianto e spiegare anche quelli che erano i rischi legati al trapianto, no? E mi ricordo che all'inizio ero capace di spiegare quelli che erano i vantaggi del trapianto, come sarebbe andato, però io non riuscivo a dire ai genitori che quel bambino avrebbe avuto il 2% di possibilità di morire, no? Perché questo un po' non lo accettavo io, però insomma era una difficoltà di comunicazione che poi nel tempo riesci a superare e che i genitori comunque sentono, no? Se tu non comunichi pienamente. I genitori hanno bisogno di sentirsi dire guarda che il tuo bambino ha 2 probabilità su 100 di morire se noi affrontiamo un trapianto, ma tu devi anche sapergli dire che ne ha 98 di vivere e di uscirne bene, per cui insomma un po' di paura ce l'abbiamo sempre in misura diversa durante le diverse fasi della nostra professione. Nel tempo si impara, ecco, purtroppo spesso non si impara tramite la formazione, ma si impara grazie al paziente, che non è proprio la cosa giusta, ecco. E rispetto alla possibilità di fidarsi, quindi anche il fatto che di fronte a queste notizie che vengono comunicate, le possibilità di riuscire, le possibilità anche di non riuscire, i genitori sono chiamati a fare un atto di fiducia molto spesso, no? Nei confronti del medico, però viviamo in un'epoca in cui ci rendiamo conto che
non sempre ai professionisti è riconosciuta insomma, la loro capacità effettivamente di fare bene quello per cui sono lì. Quindi come vivete voi medici a volte queste prese di posizione di chi pensa di saperne più di voi, anche se magari non fa il vostro lavoro, e come ci si guadagna in qualche modo la fiducia delle persone? Ma quel che posso dire è che la gran parte delle famiglie si fida, cioè noi non è che viviamo in un mondo in cui la nostra categoria, diciamo, ha perso tantissimo appeal, se posso dire. Cioè, noi personalmente non vedo molte persone che non ti credono, che non si fidano di te nel momento in cui tu dedichi a loro il tempo necessario e sei in grado di offrire quelle che sono le opzioni. Diciamo che viviamo in un periodo in cui più di un tempo i genitori magari ti chiedono una second opinion, che ormai è diventata una cosa così abbastanza normale, scontata. Però guardate, quello che finisce sui giornali è veramente una minoranza di quello che accade, però è come sempre quella minoranza che fa notizia, no? Il nostro ospedale, non so perché, finisce sui giornali praticamente tutti i santi giorni dell'anno, no? E finisce sull'ospedale per delle cose anche molto banali, molto spesso per quelle che sono delle attività di pronto soccorso, che uno dice, ma insomma, perché tu, giornalista, devi perdere il tuo tempo e buttare giù un numero innumerevole di pioppi per scrivere veramente delle banalità sui giornali. Capita che in pronto soccorso non si vede una frattura, ma non vedi quelle fratture che sono a legno verde, che non hanno un grosso significato. Capita che devi aspettare 9 ore perché vai lì a far perdere tempo ai medici. Cioè, nella gran parte dei casi si finisce sui giornali per queste cose e non si finisce mai per le tante cose positive che ogni giorno vengono fatte. In qualsiasi ospedale entrano ogni giorno veramente migliaia di persone. Noi abbiamo fatto i conti del numero di persone che entrano in pediatria a Pordenone, no? Il nostro è un pronto soccorso che dove vengono visti 18.000 bambini all'anno. Pronto soccorso vuol dire che poi ne vengono visti altri 5-6.000 per visite. Tra 1.500 vengono ricoverati, quindi insomma c'hai 25.000 bambini che ogni giorno entrano, no? E questi bambini sono accompagnati perlomeno da un adulto, per cui almeno 50.000 persone in un reparto come il nostro entrano. Vuol dire che tutta Pordenone passa di lì ogni anno. Cioè, negli ospedali entra veramente un'enormità di persone, qualcuno che non si trova bene, qualcuno che può ricevere anche una informazione sbagliata o un commento sbagliato, non giustificato, ma tu vieni spesso giudicato solo per quelle poche cose lì, non per i 25.000 bambini che hai visto e che nella gran parte dei casi hanno ricevuto quello che dovevano ricevere. Certo. Allora, vediamo se ci sono dai ragazzi delle domande che vogliono porre direttamente al dottor Dall'Amico. Forse è spento. Ok, allora io avevo una domanda. Prima noi abbiamo visto appunto il caso di Luca, il bambino con il calcio, no? E
E volevo chiedere appunto nell'esempio dello sport, l'adulto non è poi presente, quindi non può sapere cosa il bambino affronta durante l'allenamento, cosa può dirgli l'allenatore oppure comunque i compagni. E il bambino credo che, o comunque anche l'adolescente, quando torna a casa, non credo che poi parli liberamente ai genitori, perché secondo me prova appunto vergogna o è stato ferito comunque emotivamente. E quindi io volevo capire, cioè, secondo lei è più un fatto dei bambini o degli adolescenti che hanno fatica a parlarne o dei genitori che non riescono a vedere cosa i figli stanno appunto passando? Perché si sente appunto certe volte che agli ospedali arrivano già casi gravi, magari di disturbi alimentari, e c'è sempre la domanda: i genitori non se ne sono accorti prima? Quindi questa è la mia domanda. La risposta te la sei data da sola, cioè ti si accorge spesso troppo tardi di quello che succede, soprattutto agli adolescenti, no? Magari i bambini sono più leggibili nella loro sofferenza e nella loro malattia, l'adolescente è in grado di nascondere molto di più quello che gli sta succedendo. Noi vediamo ragazze con disturbi del comportamento alimentare che riescono a nascondere la loro sofferenza, la loro difficoltà per mesi interi, e questo succede perché spesso non si mangia tutti a pranzo o a cena nello stesso momento, tutti e due i genitori lavorano. I figli spesso stanno dai nonni o stanno da soli, se purtroppo le famiglie non sono più quelle di un tempo dove si mangiava tutti assieme e si stava tutti assieme, no? E la risposta è questa, ecco, che bisognerebbe trovare il modo di passare più tempo assieme. Quando si sta assieme bisogna utilizzare quel tempo in maniera proficua. Faccio un esempio: l'altro sabato ero a pranzo con mia mamma è del 30, quindi ha 91 anni, mio papà è no, mia mamma è del 32, mio papà è del 30, quindi uno è 91 e l'altro è 94, no? Ed eravamo, mia mamma vuole sempre andare fuori a mangiare, no? Cioè, l'età. Domani sera dobbiamo andare al ristorante giapponese che hanno aperto vicino a casa nostra. Prima volta, devo fare così. In parte a noi, ecco, se fai il medico tu tendi ad osservare i comportamenti delle persone vicine, no? C'è una specie di automatismo per cui c'erano degli amici miei, papà, mamma e due figlie, li vedevi che erano felici, che parlavano di quel che succedeva, vedevi una famiglia dove le cose andavano bene, no? Dove si parlava. In parte a noi c'era un papà con la figlia, allora lui aveva il suo cellulare, lei aveva il suo cellulare, a un certo punto lui si è messo a mandare messaggi, poi a un certo punto è uscito e sta ragazzina col piatto davanti è rimasta lì da sola a mangiare, ecco, insomma. Questo è quello che non si deve fare, no? Al di là del fatto che i genitori vivano sotto lo stesso tetto o meno, cioè quando stai con i figli devi esserci, non provare ad esserci, devi proprio esserci, perché se non ci sei poi, insomma, queste sono esperienze che i bambini ricorderanno in vita. Quello che succede ad un bambino di 3-4 anni non te lo dimentichi più, cioè noi pensiamo che un bambino di 3 anni, vabbè, insomma, tanto quando diventerà grande non si ricorda, no? Allora, vi racconto quello che mi è successo da piccolo per dirvi quanto quello che ti succede influenza poi anche la tua vita futura. Mia mamma mi dice sempre: se tu non avessi avuto la meningite chissà come saresti diventato, no? Io da piccolo, a 3-4 anni, ho avuto la meningite, no? Cioè una patologia grave, ed era molto più frequente nella mia generazione. Allora io mi ricordo quando siamo andati in ospedale con la 600 di mio papà,
io ero disteso nel sedile dietro che avevo male ed ero tutto rannicchiato, e mi ricordo, ho questa flash dei pioppi, no? Che vedevo illuminati, siamo andati in ospedale di sera o di notte, vedevo questi pioppi, e poi ho il ricordo di quando a scopo diagnostico mi hanno fatto la rachicentesi, non so se sapete che cos'è. La rachicentesi significa prelevare del liquido dal liquido che corre, diciamo, attorno al midollo per vedere se c'era l'infiammazione, no? Ed è una cosa che noi facciamo comunemente ai bambini. Per come la facciamo adesso non è una cosa dolorosa, il bambino lo fa in sedazione, il bambino non si accorge di niente. C'è una sedazione che lo fa stare anche bene con dei farmaci rilassanti che ti fanno anche fare dei sogni positivi e che ti tolgono completamente il dolore. Ecco, a me l'hanno fatta, come si dice, a pelo vivo, no? Cioè, e io, se voi mi chiedete, ma tu cos'è che ti ricordi? Io non mi ricordo del dolore, io mi ricordo della paura, no? Mi ricordo l'angoscia che ho provato in quel momento. Che non aveva una via di fuga. Io mi ricordo di questi medici che mi tenevano, non so, io ho ricordo di questa barba, di questi camici bianchi, no? La mente si ricorda di qualcosa, luci, barba e camice bianco. E voi mi direte, beh, che c'entra? C'entra perché se voi mi chiedete cosa io non riesco a fare nella mia vita professionale, vi dico la rachicentesi. Io faccio il medico, faccio il pediatra, insomma, non ho paura di quasi niente, cioè io faccio tutte le procedure, metto una dialisi peritoneale, metto un drenaggio polmonare, cioè in tubo, cioè faccio tutto senza paura. Se voi mi chiedete di fare una rachicentesi, io, se posso, cerco di passare una mano perché per me è una sofferenza, cioè la sofferenza che ho provato da piccolo poi me la sono trascinata dietro. Cos'è che vuol dire? Che noi dobbiamo veramente nella nostra vita professionale come medici, ma anche come educatori, insegnanti, ma anche voi che siete degli amici o dei compagni del vicino di banco, dovete veramente prestare una grande attenzione a quando fate qualcosa che non va agli altri, perché quel ragazzino lì se lo ricorderà in vita, non sarà qualcosa che dimenticherà. E vi faccio un paio di esempi per dirvelo, no? Abbiamo tempo o no? Vi racconto altre due storie, perché alla fine sono le storie quelle che rimangono. Se uno parla di massimi sistemi poi non ci si ricorda niente, no? Questa è la storia di un ragazzino che chiameremo Francesco, no? Questo è un ragazzino che adesso ha l'età di chi, penso faccia la seconda superiore. Questo è un bambino che è nato con una valvola posteriore dell'uretra. Cos'è che vuol dire? Vuol dire che la pipì faceva fatica ad uscire dalla vescica. Queste sono patologie che causano un danno importante a carico dei reni e sono patologie che iniziano in epoca prenatale. Vuol dire che quando il bambino nasce il grosso, diciamo, della malformazione si è già manifestato, no? Questo bambino è un bambino che è stato tanto male, che insomma io lo conosco da quando è nato praticamente, da 14 anni. E sono bambini molto difficili perché non mangiano, devono prendere un sacco di farmaci, insomma, veramente è un grosso impegno per noi medici e anche per la famiglia seguirli. E poi quando arrivano a capire cosa vuol dire riuscire a trattenere la minzione, possono subentrare anche dei problemi. Voi date per scontato, vado in bagno, faccio la pipì, vuoto la vescica e torno in classe. No? Per ragazzini così, con una vescica che non funziona, cioè tu puoi perdere pipì, puoi non riuscire a farla, cioè poi
avere dei problemi legati al fatto che la tua vescica non funziona. Sono problemi importanti da un punto di vista sociale, no? Provate a pensare come potreste essere voi stessi in una condizione di questo tipo, cioè non riuscire a fare la pipì o correre il rischio di fartela sui pantaloni con gli altri che ti guardano e magari ti prendono in giro, no? Fatto sta che questo ragazzino ha una funzione del rene che pian pianino peggiora e alla fine bisogna metterlo in lista per trapianto. Questo ragazzino poi è stato messo in lista per trapianto ed è stato trapiantato. Ovvio che uno che ha una storia di sofferenza, di malattia così importante, ma un bambino che ha qualche problema anche di relazione può anche averlo, ma questo è veramente un ragazzino bello e anche buono. Un giorno arriva a casa, questo va in camera e decide che lui da quella camera non esce più e a scuola non va più, e così è stato, cioè questo ha lasciato la classe, ha perso l'anno e si è iscritto l'anno successivo in un altro istituto. Voi mi chiederete cos'è che è successo? È successo questo. Guardate qua. Perdete qualche secondo a leggervi. Questi sono i suoi compagni di classe. Cioè voi pensate che nel 2023 ci si possa comportare in questo modo a 15 anni? E guardate che i ragazzini che hanno scritto questi messaggi, cioè non è gente che dice, vabbè, insomma, chissà da dove vengono, no. Questi sono tutti figli di buona famiglia, col papà che ha un buon lavoro e con la casetta a Lignano, no? Cioè questo è il target delle famiglie. Voi pensate che questi si siano scusati? No. Pensate che questi siano stati espulsi da scuola? No. Pensate che la scuola si sia scusata? No. Questo è successo nel 2022. Quindi insomma storia recente, no? Questa sarà un'esperienza che questo ragazzino si porterà dietro in vita, perché un'offesa di questo tipo è un marchio che uno dovrà portarsi sempre dietro, no? E guardate questa, voi mi direte cosa c'entra quell'uovo lì con questa ragazza che chiameremo Anna, no? Anna un giorno era nel pullman mentre andava a scuola. Anna era una che aveva un indice di massa corporea superiore al 97° percentile, cioè una ragazza che possiamo classificare come obesa. Nel pullman uno dei suoi compagni di classe ha preso un uovo e gliel'ha rotto sulla testa. E da quel giorno sta ragazzina si è chiusa in casa e non è più andata a scuola. Lei era alta 1,60, è arrivata a pesare 129 kg, chiusa in casa, non usciva più. Poi l'abbiamo ricoverata, abbiamo fatto un grosso lavoro con lei attraverso il quale è andata meglio. E mi ricordo che una delle cose che facevamo con lei era questo, no? Spostare l'attenzione da lei a chi la bullizzava, no? Penso che tutti voi avete visto la trilogia di Ritorno al futuro, no? Sì. Allora questa, insomma, ricorderete questa immagine che deriva dal film dove il bullo, Biff Tanner, gli fa "Hello, anybody home?" a George McFly, no? Che è il papà di Martin, quello lì in parte. Poi nella storia cos'è che succede? Cioè chi è il vincente? Il bullo o il bullizzato? Quello che è stato bullizzato, perché alla fine George McFly riuscirà ad andare a scuola e soprattutto a sposare Lorraine, no?
e mettere al mondo poi Martin e riuscirà ad avere una bella casa, mentre il bullo nella vita non combinerà niente di buono ed è uno che di professione finirà per fare il rigattiere, no? Quindi insomma una delle cose che facciamo è spostare poi l'attenzione da chi viene bullizzato al bullo, perché il vero problema c'è da lui, no? Chi viene bullizzato. Ecco, questo è quello che noi cerchiamo anche di fare, però guardate, cioè, è incredibile la quantità di ragazzini che arrivano da noi per questo motivo. E ve ne mostro uno ancora più brutto. Questo è un altro ragazzino che ci è arrivato veramente da poco, no? Guardate quello che si riesce a dire all'interno delle classi, no? Per cui io vi ho portato queste 3 storie vere per dirvi quanto questo problema è di grande attualità e quanta sofferenza induce nelle persone. Grazie. Beh, diciamo che a livello emotivo questi racconti toccano molto e ci permettono di fare delle riflessioni anche rispetto alla tematica del bullismo che abbiamo affrontato a più riprese anche in questi anni. Ecco, però questa è sofferenza che poi ti rimane dentro finché vivi. Ed è compito nostro veramente evitare che questo succeda e purtroppo non vediamo un'inversione di tendenza, no? Nonostante se ne parli tanto. Il problema è questo, che ne parliamo noi adulti, no? Ne parliamo io e te, ne parlano i poliziotti, ne parla il questore, però insomma dovete parlarne voi che avete 14-15 anni, no? Cioè il bullo dovete prenderlo e sbatterlo fuori dalla classe voi, ovviamente nei modi leciti. Sbatterlo vuol dire non prenderlo a pugni, ma fare in modo che certi comportamenti vengano stigmatizzati e non si ripetano. Beh, speriamo che queste occasioni servano anche proprio a questo, no? A sensibilizzare questi ragazzi. Perché, ripeto, questa è la vera sofferenza dal nostro punto di vista. Questi ragazzi soffrono, non si possono fare paragoni, cioè soffrono in maniera spropositata, cioè soffrono in maniera veramente profonda e oserei dire molto di più di quanti soffrono per una patologia organica. Sì. Grazie, ci sono delle altre domande che avete piacere di porre? Sì. Sì, allora, io avrei una domanda perché prima abbiamo parlato dei genitori quando neanche loro sono i primi ad essere appunto propensi a parlare con i ragazzi, ma nel momento in cui i genitori vogliono parlare con i ragazzi in modo aperto, quali strategie possono adottare quando sono i ragazzi ad essere resti a parlarne apertamente, insomma, dei loro problemi, delle problematiche, delle dinamiche brutte che insomma li affliggono? Ma diciamo che questo non è qualcosa di cui io mi occupo, per cui posso risponderti con il buon senso e forse Martina per la sua professione sa risponderti meglio di me. Quello che posso dirti è questo, è che non si improvvisa niente, cioè non si può all'ultimo momento pretendere che i figli ti seguano se tu non hai costruito niente prima, no? I rapporti hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di confidenza, hanno bisogno che tante cose vengano fatte assieme perché poi le persone riescano a parlarsi con la dovuta tranquillità. Ecco, per cui l'unico consiglio che mi sento di dire è che se non volete ritrovarvi con dei figli che non vi seguono, dovete investire molto su di loro. Quando siete a tavola cercate di non usare il cellulare, cercate di creare una conversazione che sia positiva. Va bene, grazie mille. C'è un'altra domanda?
Sì. Ok. Abbiamo un'altra domanda, cioè come fa un ragazzo, insomma una ragazza che diventa medico ad affrontare inizialmente, quindi alle prime armi, la sofferenza, il dolore e la paura con cui si imbatte ogni giorno con i suoi pazienti senza esserne, diciamo, cioè, sopraffatto comunque da varie situazioni, perché credo appunto che non siano semplici da affrontare. Ma quello... Noi stabilmente abbiamo 6 specializzandi della scuola di pediatria di Trieste, e poi insomma quando lavoravo all'università sono specializzandi, ne avevamo tanti, e devo dire che è qualcosa che i giovani medici adorano, no? Stare assieme agli ammalati, stare assieme alle famiglie. È il mestiere che ti sei scelto, e quella lì è la parte che ti consente di farlo pienamente. Cioè, ormai noi non siamo quelli che ti danno l'antibiotico, no? Noi siamo quelli che ti spiegano perché lo devi prendere, che ti spiegano perché a un certo punto dobbiamo mettere il drenaggio perché la polmonite è andata male, no? E tu sei un bravo medico se sei in grado di farti carico non solo di mettere il drenaggio, ma di far capire ai genitori perché gliel'hai messo, far capire che se le cose sono andate così non è perché c'è stato uno sbaglio, ma perché la malattia è evoluta in quel modo. E devo dire che le nuove generazioni sono molto più brave di noi, se posso dire. Ce n'è ancora un'altra? Sì? C'è un problema col microfono, adesso lo risolviamo. I genitori dovrebbero incoraggiare. Alla voce alta. I genitori dovrebbero incoraggiare i figli a fare di tutto, anche farsi del male, per raggiungere un obiettivo di peso sportivo in generale nella vita, sia psicologicamente che anche fisicamente. Ma insomma, i genitori sono... la domanda è interessante. I genitori non devono far questo, i genitori devono sostenere i figli in quello che loro fanno, cioè non ti devono dire raggiungi quell'obiettivo di peso, raggiungi... quel livello di capacità in quello che stai facendo, anzi insomma, una cosa di cui non bisogna mai parlare all'interno delle famiglie è proprio di peso. Una delle cose che i genitori non devono fare è parlare di peso, perché questo è un argomento sensibile, no? Parlare di peso può voler dire ma insomma forse se mangi questo è meglio così non ti ingrassi, o toccare la pancia o la guancia a uno e dire guarda che ben che te sta, cioè fare questo tipo di complimenti complimenti, questo tipo di affermazioni non va mai bene. Quindi l'argomento cibo e l'argomento peso all'interno delle famiglie è un argomento molto sensibile che va affrontato nei modi giusti, ecco, quindi mai parlare di peso, mai parlare di diete, l'alimentazione deve essere qualcosa che viene da distante, deve essere un'alimentazione il più possibile, non dico sana, ma insomma deve essere un'alimentazione normale, ecco. Ricordandoci anche che il cibo è relazione, quindi il momento di condivisione del cibo che sia soprattutto piacevole, come abbiamo detto anche in altre occasioni. C'è un'altra domanda? Ci sarebbe un'altra domanda.
Ma cosa dovrebbero fare i genitori quando si accorgono che un figlio ha un disturbo alimentare o anche di qualche tipo, insomma? Cosa dovrebbero fare? Ci sono due cose che devono fare. La prima è non pretendere di provare a risolvere loro il problema, ma questo non lo dovete fare neanche voi e non lo deve fare neanche l'insegnante, no? Vale per i genitori, vale per voi e vale per gli insegnanti. Cioè, di fronte ad un problema neuropsichiatrico in generale o un problema o un disturbo del comportamento alimentare, voi non dovete mai provare a fare il terapeuta, non dovete mai provare a dare i consigli che vi vengono dal buonsenso, dovete inviarli ai centri che si occupano di questo. Se un ragazzo ha un disturbo del comportamento alimentare lo potete benissimo accompagnare voi, tanto non costa niente e non serve neanche la ricetta del medico per andare nei centri che si occupano di disturbi del comportamento alimentare. Basta una telefonata, basta accompagnare il minore e si entra nel sistema. Però il fai da te non funziona, sia all'interno delle famiglie sia tra di voi. Grazie, c'è ancora un'ultima domanda da parte degli studenti del liceo. Prego. Sì, io le volevo chiedere quanto un lavoro come il suo può influire nella sfera privata, perché anche riguardo a quello che ci aveva detto prima, cioè quanto peso poi anche nella sua sfera privata e personale possa avere un lavoro che le occupa una gran parte del tempo come il suo, ecco, era questo. Ma come si dice, bella domanda questa, no? Cioè, verrebbe da dire che ognuno deve rispondere per sé, no? Io insomma, adoro il lavoro che faccio, devo dire che sono stato baciato dalla fortuna nel ritrovarmi a fare il pediatra, e lo faccio veramente con tutto l'amore e la gioia che questa professione ti dà. È ovvio che insomma, noi siamo delle persone, il dolore degli altri te lo porti sempre dietro ed è impossibile non farlo, no? Però insomma, un equilibrio nel tempo si riesce sempre a trovarlo, anche perché lo dico sempre, se noi siamo delle persone molto fortunate a lavorare con i minori, a lavorare con le famiglie, non c'è niente di più appagante, guarda, dell'interagire con i bambini. Probabilmente il medico degli adulti non so se riuscirei a farlo, perché gli adulti ormai sono troppo distanti dal nostro mondo, cioè uno che fa il pediatra dopo tanti anni, insomma alla fine c'ha quella testa lì, insomma è difficile che riesca a fare altro. Poi il vantaggio di lavorare con i bambini è che i bambini non ti raccontano bugie, no? I grandi ti raccontano un sacco di bugie, nascondono, mentre il bambino è candido come l'acqua anche quando si ti racconta la peggiore delle bugie che non riesce poi a dire, per cui insomma quello che posso dirti, ripeto, insomma noi siamo molto fortunati, un po' della nostra professione ce la portiamo anche a casa, però nel modo giusto, ecco. Grazie mille, dottor Dall'Amico, siamo sicuramente, sì, siamo certi che ci sono altre curiosità e altre domande, noi però dobbiamo andare un po' in chiusura, quindi ringraziamo di cuore il dottor Dall'Amico per il suo intervento, per le testimonianze che ci ha portato, i tantissimi spunti di riflessione, per la persona che è. E personalmente devo dire che incontrarlo in certi corridoi fa davvero la differenza. Quindi grazie di cuore, dottore.
Allora, il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo a seguire anche i prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Oggi pomeriggio ci saranno altri appuntamenti che sono Curare la ferita con Stefania Piloni alle ore 15, poi alle 17:30 l'appuntamento con Matteo Lancini, Rivoluzione educativa, occupiamoci delle fragilità degli adulti, e infine questa sera alle 20:30 avremo con noi la dottoressa Lucangeli per l'incontro Oltre la paura, un viaggio di conoscenza. Grazie ancora per la vostra partecipazione e a presto.